Un programma da 5 milioni di euro per rafforzare la risposta sanitaria in un territorio che l'estate scorsa ha ospitato più di 22 milioni di turisti e nel periodo maggio-settembre 2023 ha superato il record di accessi ai punti di primo intervento, 27.891. È il progetto Vacanze in Salute dell'ULSS 4 Veneto Orientale a Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti. Il progetto prevede l'attivazione di un ambulatorio per i codici minori, codici bianchi soprattutto, che sono circa il 60% degli accessi che abbiamo nei pronti soccorsi e punti di primo intervento. Questo ci permetterà di ridurre la pressione sul personale dell'emergenza che giustamente deve poi occuparsi delle situazioni più gravi. Altre novità: l'attivazione del servizio di radiologia a Bibione, la Sala Gessi e l'ambulatorio ortopedico a Jesolo. Sono inoltre previsti i servizi di interpretariato, raddoppio delle ambulanze nelle 24 ore, una nuova postazione per l'emergenza ad Eraclea Mare e attività di informazione e prevenzione. Gli accessi nei punti di primo intervento sono per lo più codici di tipo traumatico, quindi piccoli traumi, e sono tanti malori che possono succedere durante il periodo estivo, però non dobbiamo dimenticarci che ci sono anche patologie più rilevanti come infarti, ictus, che vengono gestiti sempre nei punti di primo intervento e poi eventualmente centralizzati negli ospedali hub, che possono essere Mestre e in primis però anche l'ospedale di Portogruaro. I numeri imponenti del turismo sulla costa veneziana si basano anche sull'offerta di un'assistenza sanitaria adeguata. E significa permettere ad alcune persone che hanno bisogno di alcuni trattamenti 12 mesi l'anno di poterli fare anche in vacanza. Lo vediamo, ce lo testimoniano i nostri operatori, che questo è un punto in più che permette di attrarre nuove nicchie di turismo e soddisfare anche un'esigenza sanitaria che è evidente e che a Jesolo, ma in altri punti della nostra costa, possono essere trovati.